L'avvocato Alessio Morosin, presidente onorario di Indipendenza Veneta, che saluto con viva cordialità. Buonasera a lei, Spattalino. Ben ritrovato, avvocato, tutto bene? Ai suoi ospiti. Benissimo, sia un piacere essere tornato qui nei suoi studi. Perché Lo stato di salute di Indipendenza Veneta contro l'Italia tutt'altro, vuol dire semplicemente guardare al nostro territorio con priorità e con la consapevolezza che nella storia, nella gloriosa storia della Serenissima, c'è già stata questa capacità di autogoverno e quindi di esercizio dei titoli sovrani del nostro popolo. In un momento in cui l'Italia sta dimostrando di essere ormai priva di un patto sociale, o meglio un patto sociale che si è infranto, perché quando lo Stato per primo viola le sue regole fondamentali, le norme della Costituzione, è giusto che un popolo che ha una storia luminosa, brillante come quella che ha avuto il popolo veneto e che tutt'oggi è ricordata nel mondo come una realtà straordinaria di autorevolezza, di fulgore, di splendore, di benessere anche, oggi venga ripensata, venga riproposta in modo democratico, in modo pacifico, attraverso lo strumento elettorale, per trovare una via d'uscita a quella che è l'impasse della realtà italiana. Quindi realizzare uno Stato indipendente nel Veneto in un quadro dell'Europa che evidentemente vede anche altre regioni protagoniste di un'esperienza, di una richiesta, di un percorso verso l'indipendenza analogo al Veneto, come lo ripetiamo sempre, la Catalogna, la Scozia, ma perfino la Bretagna francese o altre regioni che mirano, che ambiscono all'indipendenza. E oggi, ripeto, una opportunità straordinaria sia per dare speranze alla gente, perché purtroppo, come lei sa, dottor Spattalino, nel nostro Veneto ci sono moltissime tragiche scelte di suicidio degli imprenditori, di lavoratori, di cittadini che non ce la fanno. Quindi parlare di indipendenza vuol dire dare una prospettiva, poi magari se lei me ne offre l'opportunità lo spiegheremo perché e come. Certamente, a questo sì. Veneto maltrattato, bistrattato, che terra solo di prelievi fiscali, lo di Stato, saccheggio più di che saccheggio, bravissimo. È meglio saccheggio. Sì, prelievo è ancora una cosa è troppo legale. gentile, sì, dice lei. Sì. Beh, io volevo essere elegante, volevo essere anche moderato, ma in realtà lei dice bene, proprio è un saccheggio alle residue, modeste, poche risorse che ha questo territorio, perché quando un imprenditore vive sulla sua carne, sulla sua pelle, vorrei dire incarna i suoi obblighi, i suoi doveri, il suo senso di responsabilità verso i propri dipendenti, verso gli altri concittadini, e arriva, quando non ce la fa, ad adempiere regolarmente le sue obbligazioni, addirittura a scegliere di togliersi la vita, e allora questo deve far pensare chi ci amministra, chi governa la cosa pubblica. Non basta, dottor Spattalino, un numero verde di telefono aperto dalla regione 24 ore su 24. Sì, è un piccolo segnale, ma un piccolo segnale che non è riuscito a salvare altre 4 vite che sono venute a mancare in provincia di Treviso nelle ultime settimane. Bisogna fare di più. Bisogna, secondo me, avere il coraggio di una scelta che oggi definire storica è diventata una necessità, che è la scelta dell'indipendenza. Perché la scelta dell'indipendenza? Perché vede che cosa cambierebbe l'indipendenza? Cambierebbe tutto, perché cominciamo a considerare un dato estremamente semplice da capire, quello del residuo fiscale. Lei sa che le leggi italiane, le leggi fiscali italiane sottraggono al Veneto qualcosa come 70 miliardi di euro l'anno. Di questi 70 ne restituisce lo Stato meno di 50, esattamente ne restituisce 42 in servizi e 8 quale concorso per pagare gli interessi sul debito pubblico. Bene, anche mantenendo ferme queste proporzioni, restano ancora 20 miliardi, dico 20 miliardi, una cifra enorme, una cifra mastodontica, che se fossero messi a disposizione significherebbero come valore medio esattamente 4.000 euro a cittadino per un anno, perché 20 miliardi diviso 5 milioni che sono i veneti vuol dire 4 milioni per ogni cittadino. Che cosa significa questo? Significa che una famiglia di 4 persone, marito e moglie e 2 figli,
ogni anno lascia lo Stato, 4x4 fa 16, lascia lo Stato esattamente 16.000 euro. In 10 anni sono 160.000. Vuol dire che 10 anni esattamente un appartamento, una casa. E non ci sarebbero anche i tagli alla sanità, purtroppo, di cui mi sto occupando io negli ultimi tempi, che ero avvocato. Non ci sarebbero i tagli alla sanità. Quindi quando qualcuno ci diceva, parlare di indipendenza, dice è Alice nel paese delle meraviglie, è un sogno. Tuttora dicono. Qualcuno, sempre meno però, sempre meno, perché hanno capito che se lo si fa seriamente, come abbiamo fatto noi, e ne siamo orgogliosi di questo, cioè vuol dire seriamente, che cosa vuol dire? Vuol dire in modo democratico, rigorosamente democratico, nel solco della democrazia, in modo pacifico, quindi senza azioni velleitarie o meno che corrette, e con lo strumento elettorale, quindi il caso, evidentemente nessuno ci può fermare. Ed è questa soluzione, ripeto, che garantisce, la soluzione di un percorso garantito, che ci consente di prospettarci nell'obiettivo dell'indipendenza in termini molto rapidi, e le azioni che noi abbiamo posto in essere come Indipendenza Veneta lo attestano. Lei consideri che abbiamo messo in piedi questo movimento il 27 maggio 2012, quindi 10 mesi fa neanche circa, e a giugno dell'anno scorso abbiamo portato in regione 20.000 firme chiedendo ai consiglieri regionali di portare in discussione il tema del referendum per l'indipendenza. Non l'hanno fatto, gli abbiamo portato il 6 di ottobre a Venezia una risoluzione che poi ha preso il numero di risoluzione 44, con la quale, che è stata votata il 28 di novembre, è stata approvata. Che cosa diceva sta risoluzione? Che impegnava il Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio regionale, e quindi il dottor Luca Zaia, e il Presidente governatore, per chi non conoscesse, Luca Zaia, il nostro governatore. Il Presidente della Giunta regionale, dottor Luca Zaia, e il Presidente del Consiglio, ovvero dell'Assemblea regionale, il dottor Ruffato, Clodovaldo Ruffato, affinché prendessero contatti con le istituzioni dell'Unione Europea e direttamente con l'ONU per valutare di arrivare alla indizione di un referendum per l'indipendenza del Veneto. Che cosa vuol dire? Vuol dire chiedere, consentire meglio, portare i veneti ad un referendum nel quale i veneti, nell'esercizio della loro sovranità, decideranno se vogliono o non vogliono diventare una realtà statuale indipendente in un quadro europeo nel quale appunto saranno protagonisti assieme ad altri popoli come i catalani, gli scozzesi, i bavaresi e quanti altri lo vorranno. Bene, questa risoluzione è stata approvata e proprio ieri, dopo circa 4 mesi, in regionale, grazie anche, dobbiamo dire, a una sollecitazione che 2 nostri militanti hanno fatto, 2 nostri militanti di Treviso, Anna Durigon e Maurizio Giomo, diciamo i nomi perché per 5 giorni hanno fatto lo sciopero della fame. Si è attivata ieri in regione una commissione di giuristi dove c'è anche un nostro esperto che ha in qualche modo avviato i lavori per valutare se è indicibile o meno questo referendum per l'indipendenza. Noi siamo convinti di sì, perché siamo sostenuti da pareri di esperti giuristi di livello internazionale e anche, lei lo sa, da una risposta ufficiale che ha dato José Manuel Barroso, il Presidente della Commissione Europea, il quale ha detto che così per la Scozia come per la Catalogna, ugualmente per il Veneto, se vi sono regioni in Europa che aspirano a diventare realtà statuali indipendenti, testualmente dice Barroso, e quindi a separarsi democraticamente con il consenso delle rispettive popolazioni interessate dagli stati di appartenenza, ci si rifà alle norme del diritto internazionale. È quello che stiamo facendo noi. La commissione di giuristi concluderà il suo lavoro nel giro di un paio di mesi al massimo, e comunque, al di là di quella che sarà l'opinione che io comunque sono convinto sarà positiva, quantomeno non sarà contraria, che nel diritto internazionale già quando non vi è però una è importante unanime... andare a contarsi,
È importantissimo. Lo scopo del referendum è quello. Io le sto raccontando una pagina di storia in diretta, dottor Spatalino, sì. a Telecittà. Questa trasmissione sarà registrata un domani, potremo rivederla insieme. Certamente. In un Veneto indipendente e sovrano ricorderemo che a Telecittà abbiamo annunciato quello che è il percorso verso l'indipendenza, sulla base del diritto, non della farneticazione di qualche sognatore, del diritto, della legalità, col metodo democratico e quindi senza seguire scorciatoie. Non c'è da dire che ovviamente non abbiamo un percorso, una scaletta già scritta, perché la libertà va conquistata, il diritto c'è. Il diritto internazionale, la Carta dell'ONU riconosce il titolo, ovvero il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Il Veneto ne ha la pretesa e ne ha anche il titolo storico. La Costituzione italiana non ha solo l'articolo 5, come qualcuno dice, ha anche l'articolo 10, il quale dice che l'Italia si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Bene, allora se abbiamo la Carta dell'ONU e l'articolo 10 della Costituzione e manca questa trade union tra i due momenti, chi altro se non la gente in modo democratico e quindi la sovranità popolare può riempire quello che manca? Quindi non c'è un divieto, c'è uno spazio vuoto che, ripeto, in modo democratico, in modo quindi consapevole, responsabile, libero, i cittadini devono e possono riempire. L'indipendenza o è questo oppure è un qualcosa di pericoloso. Quindi finché è nella democrazia, con questo percorso di legalità internazionale, i cittadini possono stare tranquilli. In una parola, l'indipendenza è una cosa bellissima. Non è contro l'Italia, non è contro nessuno, è per i cittadini. Anzi, le dico di più, e avremo modo di dimostrarlo, una volta che il Veneto sarà indipendente e sovrano, e sarà presto, avremo modo di dimostrare con i fatti che un cittadino vive meglio in uno Stato che è più attento ai suoi bisogni, uno Stato che per primo rispetta le norme fondamentali. Per esempio citiamo sempre quella sul criterio di fiscalità. Lei sa che la Costituzione italiana all'articolo 53 testualmente recita che la capacità contributiva. Bravissimo, bravissimo, so che lei lo conosce e per questo lo citavo. Tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della capacità contributiva, principio patentemente violato, quotidianamente violato nell'ordinamento italiano, perché come lei sa, quando noi facciamo 140 euro un pieno di carburante nella nostra auto, 100 sono di tasse e 40 sono per il prodotto, per il guadagno del petroliere arabo, di chi ne ha fatto la raffinazione, del trasporto, del gestore finale. Lei capisce che al gestore finale va pochissimo, una miseria. Però qui interessa il criterio, vuol dire che è violato il principio della capacità contributiva. Si sceglie di imporre le tasse, di colpire i cittadini attraverso uno strumento facile, perché la locomozione, cioè il movimento, lo spostamento è una necessità per il lavoro, per il divertimento, per le spese, per andarsi a curare, per ogni nostra esigenza dobbiamo muoverci con un mezzo, non abbiamo la metropolitana fuori di casa, per cui usiamo l'auto e l'auto va a benzina o a diesel e quindi dobbiamo ricorrere a un rifornimento, e in quel momento lo Stato ci prende per il coppino e dice: qua siccome devi, non puoi scappare, ti tasso. Ma questo è incostituzionale. Questo è incostituzionale e questo è intollerabile. Vede, uno Stato che usa strumenti meno che corretti, contrari ai principi della legalità costituzionale, è uno Stato baro, come dico io, uno Stato che non ha più rispetto della sua legalità. Come può pretenderla poi dai cittadini? Uguale comportamento rispettoso. Come diceva ieri un illustre costituzionalista che ho trovato a Venezia, uno dei partecipi alla commissione, ha detto: guarda, dice, effettivamente il patto sociale tra i cittadini e lo Stato si è frantumato, e questo è estremamente grave, estremamente grave. Ecco perché parlare di indipendenza in questo momento è diventata una necessità, è diventata una opportunità straordinaria, e quindi da cogliere al volo, perché, ripeto, è bella, è una cosa bella, non è contro nessuno, non è neanche contro l'Italia, perché le norme del diritto internazionale sono al di là, sono sopra. Come diceva Piero Calamandrei, il diritto internazionale è un diritto super costituzionale,
internazionale e le norme del diritto internazionale entrano automaticamente in applicazione diretta negli ordinamenti statuali. Questo dicono i costituzionalisti, gli esperti, e quindi è inutile che qualcuno si nasconda dietro al suo dito per invocare in modo abbastanza anche spudorato l'articolo 5, che poi afferma un principio di rigidità, quindi l'Italia è una indivisibile, che a me fa anche un po' sorridere, perché la storia non è una realtà ingessata. Poi io ricordo nei miei incontri pubblici, dottor Spatalino, che quello che diceva Carlo Alberto nel 1848, quando ha presentato lo Statuto Albertino, disse in modo solenne, in modo pomposo, dice: questa legge, dice, sarà perpetua e irrevocabile. Allora io chiedo sempre, oggi abbiamo lo Statuto Albertino. È passato qualche anno. E allora vuol dire che quello che cosa ha detto, dottor Spatalino? Ha detto una stupidaggine, un re che ha detto una stupidaggine. Cioè la vita non è un qualcosa di ingessato, di rigido. Quando ci muoviamo con criteri di democrazia, quindi nel rispetto di una legalità magari superiore, quella internazionale, nessuno ci può fermare. Non siamo sudditi di uno Stato, siamo cittadini, dobbiamo essere protagonisti nell'assumere anche le responsabilità che in politica si devono assumere, altrimenti veniamo dopo la norma, veniamo ad essere in servizio a una struttura. No, la struttura è il nostro servizio, è il cittadino, è l'uomo, è la persona al centro, e le norme devono servire a valorizzare la persona, a dare alla persona tutte le opportunità che, ripeto, la vita e il suo desiderio consentono di esprimere. Complimenti, avvocato Morosini. Cominciamo dal secondo Fabio Scorzè, che ha posto un problema che meriterebbe molto tempo, ma facciamo in breve, quindi mi scuso con lui. Io rispetto la sua opinione, ci mancherebbe, rispetto tutte le opinioni. Accennavo prima, se lei mi ha ascoltato, e sicuramente mi ha ascoltato, che parlare di indipendenza non vuol dire essere contro l'Italia, vuol dire avere un progetto che può salvare il Veneto, i veneti, e magari lei, non so, dalla sua voce mi sembrava anche un pensionato, garantirle il pagamento della pensione, perché l'Italia tra poco non gliela paga più, neanche se lei ricorda i morti che lei dice. È messo anche male Fabio da Scorsese. Lei dice che i morti di precarietà, poverino. Ci sarebbero stati dei morti che hanno contribuito all'unità d'Italia. Il discorso non è proprio così, perché io le posso far notare che da quando il Veneto è entrato in Italia, tra l'altro è entrato 5 anni dopo che l'Italia è nata, l'Italia è nata nel 1861, noi, essendo una cosa diversa, vede Fabio, siamo entrati successivamente dopo 5 anni. L'Italia era già esistente, già operante come Stato, si chiamava già Italia senza il Veneto, e noi siamo entrati dopo 5 anni, il 22 ottobre 1866, in seguito a un referendum imposto dall'allora diplomazia internazionale, proprio perché il Veneto non era un territorio dell'Italia, tenga presente Fabio, era uno Stato indipendente e sovrano, era stato un ordinamento indipendente e sovrano per 1100 anni, e la diplomazia di allora, nel 1866, impose ai Savoia, gli hanno detto: non potete annettervi questo territorio, dovete chiedergli al popolo veneto, popolo, noti bene, se vuole o no aderire al regno italico già esistente. L'Italia si chiamava già così senza il Veneto. Il plebiscito, di cui Montanelli ha scritto pagine e pagine per definirlo comunque in 2 battute un plebiscito truffa, perché è stato un imbroglio, ma non ha importanza. Quello che è importante è che hanno dovuto chiedere. Perché gli hanno chiesto? Perché è stato imposto ai Savoia di chiedere ai veneti se volevano o no entrare in Italia, che era un'altra cosa, ripeto Fabio? Perché avevano un titolo storico, erano stati, gioco di parole, uno Stato indipendente e sovrano, e quindi non si può negare quello che nella storia si è esercitato per lunghissimo tempo, 1100 anni. Pensi, l'Italia ha festeggiato 150 anni e il Veneto ne aveva 1100 di ordinamento indipendente e sovrano. Ciò detto, lei capisce che quindi quando parliamo di Veneto, oggi lo chiamiamo regione italiana, in realtà prima era uno Stato distinto dall'Italia, separato, diverso dall'Italia, con un proprio ordinamento sovrano. Bene,
Oggi dice, lo Stato, ha detto lei una frase che molti ripetono, Roma non vi concederà mai l'indipendenza. Mi permetto di far notare, signor Fabio, che l'indipendenza non è che ce la deve concedere qualcuno. In base alla legalità internazionale, anzi uso i principi della legittimità internazionale, l'indipendenza in modo democratico, ci mancherebbe, in modo pacifico, nessuno lo discute, con lo strumento elettorale ce la possiamo prendere. Se lei non vuole, vorrà dire che vabbè, accetterà, immagino, la volontà della maggioranza di veneti. Abbiamo fatto dei sondaggi scientifici i quali dicono che se ci fosse i veneti fossero chiamati a un referendum con la domanda vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Sì, no? Il 57% direbbe immediatamente sì. Ma lei potrà constatarlo perché anche quelli che dicono, da Zaia a Galan a Tosi, che non si può, tutti però affermano che se si tenesse il referendum loro voterebbero per l'indipendenza. Allora non è che sosteniamo una cosa antistorica, vede, l'indipendenza non si chiede, l'indipendenza, come diceva Paolo Sarpi, si esercita se ne ha i titoli. Noi ne abbiamo i titoli, in modo democratico vogliamo esercitarla. I morti, guardi, non vanno invocati in questo modo, i morti delle guerre, perché quelli non sono morti che hanno difeso l'unità d'Italia, questi sono morti di un regime, quello fascista, o comunque di un ordinamento per la guerra del 15-18 che avevano altri interessi che quelli della gente da difendere. Lei si legga qualche bel libro sulla storia del 15-18 e vedrà cosa accadeva. Ci sono degli episodi che fanno accaponare la pelle, dottor Spattanino, lei riconosce che sotto le feste di Natale i soldati di qua e di là del fronte si scambiavano gli auguri e i regali. Quelli erano soldati l'uno contro l'altro o rappresentavano interessi che erano lontani dalle loro esigenze di cittadini, di uomini, di soggetti che avevano ambizione di libertà? Di solito le guerre le combattono i capi e le combattono coloro che hanno stato così. Sempre bravissimo. Lei mi viene in soccorso con un principio generale. I militari ubbidiscono. Quindi poi tenga presente che una volta il Veneto non aveva nella sua storia, non ha avuto grandi guerre, perfino di fronte a Napoleone ha rinunciato la Repubblica Serenissima a combattere. Se avesse combattuto avrebbe impedito l'annessione, avrebbe impedito il fallimento, la conclusione di un'esperienza straordinaria. E invece hanno combattuto i cittadini spontaneamente contro Napoleone. La Repubblica invece pensava di proclamare, di difendere la sua terzietà, la sua scelta di non intervento, un po' Svizzera oggi, no? Che è uno Stato che neutrale è sempre stato. Sì, uno Stato che esprime un valore neutrale, però non è bastato di fronte a quell'ignobile personaggio che è Napoleone, come lo dice mio amico Ivone Cacciavillani, quell'infame, non lo chiama neanche per nome. Il grande Ivone Cacciavillani. Il grandissimo Ivone Cacciavillani, che è uno storico. Ma anche lui è di indipendenza veneta? No. Ivone è un libero pensatore. Io lo stimo molto, sa. È un libero pensatore. Ivone è uno che ha scritto grandi libri di storia che meritano di essere conosciuti. E lui, l'avevo invitato anche tempo fa, fatalità, ma si è ammalato. E lui parla di Napoleone come l'infame. Dico, al di fuori di questo fatto, il Veneto non ha mai fatto guerre se non per difenderci, per esempio con la battaglia di Lepanto dai turchi o in altre situazioni per salvaguardare l'integrità del proprio territorio. Quando invece il Veneto è entrato a far parte d'Italia, abbiamo avuto la prima guerra mondiale, la seconda in Africa, perché dovevamo diventare imperiali, dovevamo conquistare il mondo, no? Avevamo le colonie, quindi ci ha portato in tante guerre l'annessione all'Italia. E poi paradossalmente entravamo in guerra con uno e la finivamo con l'altro. Questa purtroppo è la storia italiana, non è molto nobile, molto esaltante. Avvocato Morosin, di replicare, mi aiuti anche lei. Cercherò di essere breve, ma inevitabilmente nella sintesi si rischia a volte di non essere efficaci. Comunque io rispetto tutte le opinioni, l'ho detto, questo è un principio che non si deve mai... Sacrosanto. Esattamente, altrimenti saremmo poco credibili anche. Non si deve mai imporre il proprio pensiero. Magari bisogna spiegarlo meglio, ecco. E signora dice autonomia nell'unità. Sono 30 anni, signor Adriano, che in Italia si dice innanzitutto, lei sa che sono state fatte 4 commissioni bicamerali per le riforme costituzionali, è stata partorita nel 2001 una riformetta dal centrosinistra perché sentiva una spinta di piazza verso un cambiamento radicale e
ne è venuto fuori un peggioramento degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, una cosa di cui mi creda dal punto di vista tecnico c'è da vergognarsi. Neanche un regolamento di condominio ha un'articolazione così disperata come quella, nel tentativo di dare la norma costituzionale deve essere breve, essenziale, enunciatrice di principi, non una norma da regolamento condominiale. Eppure i nostri improvvisati modificatori della Costituzione nel 2001, con pochissimi voti di scarto tra l'altro, decisero di fare la modifica del titolo quinto, che ha creato un incremento, un ampliamento del contenzioso tra enti locali, comuni, province, regioni e lo Stato su tutti i fronti, e non ha risolto, non ha dato quella richiesta di cambiamento. La chiamavano maggiore autonomia locale, perché allora la sinistra aveva paura di parlare di federalismo. Poi è venuta la proposta della cosiddetta devolution, che si ispirava al modello anglosassone, ed è stata approvata anche questa con uno scarto, un modesto margine tra maggioranza e centrodestra, l'ha strappata praticamente per fare il contrappeso alla riforma costituzionale del 2001 del centro-sinistra. Poi è stata portata al referendum ed è stata bocciata ai cittadini. Per la verità, due regioni del nord, il Veneto e la Lombardia, in quel referendum votarono a favore della devolution, e diciamo che pur essendo una riforma molto confusa, molto anche demagogica in alcune scelte, quantomeno qualcosa cercava di introdurre, la riduzione del numero dei parlamentari. Comunque è stata bocciata. E poi abbiamo vissuto l'esperienza dal 2006-2008 e poi dal 2008 al 2011 del cosiddetto federalismo, anzi dal 2008 al 2011 del federalismo. Chiedo scusa, 2011 perché poi sì, è uscito Monti. Tranquillo. E Berlusconi è andato a riposo. Però anche quella proposta del federalismo non si è avuto, nonostante i numeri che aveva il centrodestra in Parlamento, non si è avuto la forza e il coraggio di attuarla, e quindi anche quella è rimasta un'incompiuta. E io credo che oggi, con tutta onestà, con molta serenità, proprio valutando con i dati obiettivi che abbiamo di fronte, signori, l'Italia è fallita, l'Italia è arrivata al capolinea. È inutile illudersi che ci siano delle riformette che possano mettere in piedi sto paese. Sto paese è tecnicamente fallito. Andrebbe riformato dalle fondamenta. Ma non lo puoi riformarlo, puoi riformarlo perché non ci sono più i presupposti. Questo signore, io rispetto del 39, il signor Adriano ha detto io sono del 39, probabilmente penserà diversamente. Quello che io in modo molto modesto ho cercato di illustrare da questa televisione che ci ospita, capirà che quello che diciamo che l'indipendenza è un bisogno, ed è un bisogno che, se vissuto con metodo democratico, credo anche lei ha modo di rispettarlo, perché non può contraddire quello che si... Ma vedo che lei sottolinea spesso questo aspetto. Sì, perché non vogliamo scorciatoie. Ed è pregiudiziale. Lei se ne accorgerà, signor Adriano, e mi dispiace dirlo, quando la sua pensione non sarà più corrisposta integralmente. Allora capirà che lo Stato è fallito, allora capirà che parlare di autonomia nell'unità è diventato forse solo un gioco di parole, allora capirà che i principi costituzionali che sono stati costantemente violati impoveriranno anche la sua vita, renderanno la sua vita più difficile. È quello che io non voglio. Quando parliamo di indipendenza ci battiamo perché le persone come lei, che hanno lavorato una vita, che hanno fatto sacrifici, che hanno anche una grande percezione di giustizia, perché lei ha detto io credo ai temi della cultura, della salute, della giustizia, me li sono segnati, anch'io credo a questi temi, ed è proprio perché credo a questi temi come lei che penso che per avere cultura, giustizia, sanità adeguata a quelle che sono le nostre aspettative, a quelli che sono i nostri diritti, lo possiamo ottenere solo grazie all'indipendenza. Perché lo Stato non c'è più, signor Adriano, lo Stato è fallito, abbiamo una miriade di segnali che confermano questa circostanza. Gliene do due banalissimi. La Daimler-Benz, che è l'azienda tedesca che produce la Mercedes, ha emesso un prestito obbligazionario di 150 milioni di euro che scade ad agosto 2015. Una cosa normalissima, un importo non elevatissimo, ma per questo importante, 150 milioni di euro. Tra le clausole del contratto ha previsto che il rimborso per i sottoscrittori italiani, parliamo di agosto 2015, non fra 20 anni, parliamo fra 2 anni, siamo 2013,
avverrà nella valuta che sarà presente in Italia a quella scadenza. Vuol dire che cosa? Vuol dire che i tecnici considerano l'Italia già fallita, già fuori dell'euro quantomeno, e quindi una situazione analoga a quella alla Grecia, con grandissime difficoltà, dove non verranno pagati gli stipendi pubblici, le pensioni, dove vi saranno tensioni sociali, dove, se vogliamo guardare sempre a Roma, continueremo a subire recessione, aumento della povertà, disoccupazione, giovani che vanno al lavoro all'estero, giovani anche con titoli di studio qualificati devono andare in Gran Bretagna, devono andare in Australia. Le zone più gettonate sono queste. L'altro esempio, perché io voglio essere concreto, per dimostrare che l'Italia non ha più chance, e quindi non è che siamo contro l'Italia, dobbiamo salvarci noi per poi aiutare quello che resta di questo paese. L'Europa ha imposto ad alcuni Paesi membri, tra cui Spagna, Grecia e anche l'Italia, che per i titoli del debito pubblico di scadenza superiore all'anno, dal 1 gennaio 2013 il provvedimento del decreto è un decreto del Ministero dell'Economia e Finanza del 28 dicembre, in Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2012, quindi riferisco a dati certi, dice: per quelli là, siccome si sa che questi stati potrebbero trovarsi, quindi si dà già una altissima probabilità, nella condizione di non essere in grado di rispettare la scadenza di rimborso, di non essere in grado di rispettare il tasso di interesse convenuto, di non essere in grado di rispettare a restituire l'importo ricevuto, dice: questi signori bisogna regolare nelle condizioni di sottoscrizione dei titoli anche il diritto di accedere e le modalità di accesso alla cosiddetta class action o azione collettiva. Non credo sia da spiegare altro. Vuol dire che lo Stato ha una prospettiva per le istituzioni europee già di default, di fallimento, di incapacità di adempiere regolarmente alle sue obbligazioni. Io ho citato solo 2 esempi concreti, semplici, magari anche un po' tecnici, e vi chiedo scusa, però che sono indicativi di quella che è la realtà che abbiamo di fronte. Ciò detto, ripeto, l'indipendenza è una cosa positiva, non è contro l'Italia, è al di là dello sfascio italiano. Salviamo la realtà veneta non per egoismo, ma per solidarietà verso i veneti, per essere poi, una volta indipendenti, capaci di dare esempio di virtuosa gestione e anche aiuto concreto, molto più importante di quello che diamo oggi. L'amico Vincenzo Di Mestre sulla macro regione, veda, questa qui è nata dal nulla, non mi risulta che sia stata votata all'interno del movimento della Lega come una scelta di indirizzo politico. È stato votato un segretario che ha cominciato, Maroni, che ha cominciato a parlare di macro regioni, ignorando improvvisamente quella che prima era declamata come la Padania, di cui peraltro non sapevano neanche quali fossero i confini. Ebbene, la macro regione che cos'è? È un surrogato, non sapeva che cosa prendere, ha detto: ragioniamo di macro regione, ma non c'è un progetto politico dietro, non c'è un'azione. Hanno collegato all'idea di macro regione la richiesta di trattenere sul territorio il 75% delle risorse, ma lei lo sa che oggi noi in Veneto abbiamo già di più, quindi se fosse applicato questo criterio al Veneto dovremmo dare altri soldi allo Stato. Fa un calcolo, lo Stato preleva 70, ci restituisce circa 50, grosso modo siamo già sulla percentuale del 75. Questi sono giochetti che non hanno più futuro, è finita, bisogna parlare chiaro alla gente, bisogna parlare in modo onesto, bisogna dire che a Roma non si deve più andare a trattare nulla. Infatti, era quello che dicevo prima anche all'altro signore, l'indipendenza non va chiesta, l'indipendenza va esercitata democraticamente, pacificamente, con lo strumento elettorale referendario. Leggiamo... Cerchiamo di essere brevi. Ecco, la signora Meri ha detto che Roma non rispetta la volontà dei cittadini. Ha ragione, purtroppo è una realtà di fatto. Io cito sempre come esempio, oltre a quelli che la signora ha già abbozzato, abbiamo fatto dei referendum per abolire dei ministeri, per esempio il Ministero dell'Agricoltura, con percentuali bulgare, 90%. Hanno cambiato nome. E ha cambiato nome, è diventato
Ministero delle Risorse Agricole, abbiamo politiche agricole, mi sembra. Delle politiche agricole e alimentari e poi non diciamo di altre. Quindi voglio dire, questa è una delle ragioni per cui uno Stato che non rispetta la volontà dei cittadini, che viola lui per primo, come dicevo nell'esordio di questa puntata, le norme fondamentali che reggono il patto sociale, cioè che tengono insieme i cittadini, è uno Stato che non ha più titolo di parlare, è uno Stato che vive di burocrazia che si autogenera. D'altronde, quando parlo di burocrazia, dottor Spattarino, lei sa, abbiamo avuto per 13 mesi, ancora per l'ordinaria amministrazione in corso, un governo di super tecnici presieduto da un professore bocconiano che tutti avevano presentato in Europa come il non plus ultra, il quale, guardi, questo è un dato importante, il quale ha governato con pieni poteri per 13 mesi, aveva una maggioranza dell'80% del Parlamento, che aveva centrodestra e centrosinistra, che fino a novembre lo hanno sostenuto. Bene, che cosa ha attuato? Il 20% dei propri provvedimenti. Vuol dire che governa la burocrazia, non governa più né il Parlamento né il governo. Vuol dire che siamo fuori del solco della legalità. Abbiamo un Parlamento di gente nominata, ancora oggi non eletta, che deve rispondere anche nell'ultima espressione. Lei me ne accennava prima dei grillini, risponde a un capo. Non abbiamo, io difenderò fino all'ultimo momento quella norma che dice che il parlamentare esercita la sua funzione senza vincolo di mandato, non perché uno possa uscire perché se abbiamo la possibilità di esprimere la libertà di funzione, la senza famosa coscienza, no? Bravissimo, secondo coscienza, ma anche l'elezione con la scelta, con la preferenza personale, allora uno lega i due momenti, dice: se tu esercitando questa funzione di non vincolo al mandato hai votato diversamente, la prossima volta, se ho la preferenza, quella che non c'è nel nostro ordinamento, non ti voto più. Quindi la sanzione è politica, ma la libertà è sacra. Questo è il punto. Quindi salvare il principio del non vincolo di mandato, quindi esercitare la funzione senza vincolo di mandato, se c'è la facoltà di eleggere il parlamentare o comunque. L'Italia comunque non esiste più perché ha violato tutti i principi. Ecco perché se Roma non rispetta la volontà dei cittadini, non abbiamo il diritto e il dovere. Il diritto secondo le norme internazionali, ma addirittura secondo le norme della Costituzione italiana. E qua rispondo all'altra signora che ha detto che, il signor Filippo, che il referendum consultivo, dice, potrebbe essere dichiarato incostituzionale. Glielo dico io, certo che verrebbe, se fosse portato al giudizio della Corte Costituzionale italiana, verrebbe dichiarato incostituzionale. E quindi togliamo noi così quelle paure, quei dubbi, quelle suggestioni che qualcuno ha. Il nostro referendum non deve essere giudicato dalla Corte Costituzionale italiana. Come ha detto Barroso, ci ha detto a noi rispondendoci, come noi cerchiamo di spiegare, come sicuramente la Commissione di giuristi avrà modo di concludere nel suo lavoro, il nostro referendum è un referendum che si ispira ed è nel solco della legalità internazionale, la Carta dell'ONU che dice che un popolo ha il diritto all'autodeterminazione, vuol dire esprimere concretamente una sua scelta di sovranità se ne ha i titoli storici, e spiegavo prima in modo molto succinto, il Veneto ne ha i titoli storici da svendere, cioè siamo stati una realtà indipendente e sovrana per 1100 anni, non dobbiamo dimostrare nulla, dobbiamo riprenderci quello che è nostro, perché la legalità internazionale è dalla nostra parte. Quindi non ci interessa che ci sia un giudizio di incostituzionalità di un ordinamento che noi riteniamo già estraneo a quello che è il nostro diritto di autogoverno, perché la legalità internazionale è una legalità che viene prima ed ha applicazione immediata in certe situazioni, e questa è una di quelle direttamente nell'ordinamento italiano. Un'altra cosa diceva? La moneta, la moneta, noi con i fondamentali che abbiamo nell'economia del Veneto, se riusciamo a diventare indipendenti entro quest'anno, in tempi brevi comunque, forse salviamo ancora qualcosa, ma abbiamo migliaia di aziende che ormai si trasferiscono nella vicina Carinzia, nella Slovenia, che pure è messa male per altre ragioni, perché sappiamo... Ma ci sono tanti benefici fiscali e previdenziali, per questo se ne vanno. Le tasse al 25%, come può un nostro imprenditore competere con aziende che a 100 km di distanza pagano il 25% quando lui è salassato al 68%? Come si può? Perfetto. Come si può?
È una cosa che capisce chiunque, quindi voglio dire, e poi questi soldi che vengono prelevati, dove vengono spesi? Con quale responsabilità vengono spesi? Lo considerate ancora nessuno, anche il PD, tanto facciamo nomi e cognomi, ma poi parliamo anche del PDL e dei grillini. Nessuno di costoro ha detto che cosa farà dei famosi aerei F-35 che costano 20 miliardi. E nel frattempo mettiamo l'IMU sulla casa e magari diciamo... Sulla prima casa. Sulla prima casa. Che sarebbe da togliere, almeno sull'abitazione principale. Ecco, voglio dire... Ad eccezione dei castelli, eccetera, eccetera. Ho letto gli 8 punti del PD, non ho trovato nessuna cosa concreta in favore della gente, sempre col solito politichese. È per questo che Grillo non vuole andare con Bersani? Grillo però vede... Qualcuno dice che si stanno mettendo d'accordo, un accordo sotto banco. Io non so. Io credo che però, adesso così rispondiamo, lei l'aveva accennato all'inizio, da un'ora che l'ha accennato, la questione del 5 Stelle. La questione del 5 Stelle è un voto palesemente di protesta per dare, come diceva il leader di questo movimento, una spallata ai partiti. Bene, la spallata ai partiti è la cosiddetta azione, la pars destruens, la parte che è volta a smantellare, a distruggere, ad abbattere i partiti, è la partitocrazia. Bene, dico io, ma tu mi devi anche far capire ora, subito, visto che hai quasi 9 milioni di consensi, è una cifra enorme, che cosa farai dopo? Quale sarà la pars construens? Cioè, qual è il tuo progetto dopo? Di costruzione. Di costruzione, di edificazione, di rilancio di questo Stato. E siccome lo sanno anche loro che i fondamentali non consentono di prospettare un piano di crescita in tempi brevi quantomeno, non possiamo stare ad agonizzare per 10 anni ancora, perché avremo altri suicidi di Stato, come li chiamo io, avremo una recessione devastante, avremo i giovani che vanno ancora all'estero, avremo le pensioni dimezzate. Pensateci, dimezzate, avremo i titoli del debito pubblico rimborsati con altri titoli del debito pubblico. Ma lo sappiamo, dottor Spatalino, che gli enti locali hanno un debito di 140 miliardi, più 70 miliardi sono i debiti dello Stato verso le aziende. Abbiamo una situazione che è incredibile, che non è risolvibile, non ci sono strumenti, non c'è nessuno che ha la bacchetta magica per venirne fuori. Ripeto, o salviamo il Veneto, almeno tentiamo di salvare il Veneto, e ne abbiamo l'opportunità storica, perché, ripeto, non siamo solo noi, pensiamo anche questo. In Europa c'è la Catalogna, che è una situazione analoga alla nostra. In Catalogna almeno su 6 milioni e mezzo di abitanti, 2,5 o 3 sono andati in piazza. Quando i veneti capiranno che devono unirsi a noi? Questo movimento Indipendenza Veneta non è un partito, è un movimento che ha un unico obiettivo: di portare il Veneto all'indipendenza, alla libertà, per autogovernarsi effettivamente, per essere uno Stato indipendente e sovrano nell'Europa che poi ha bisogno di crescere, perché come vede, se noi teniamo fermi gli stati risorgimentali, Italia, Spagna, Grecia, quelli che sono nati col risorgimento, noi manteniamo una situazione che sta bloccando anche l'Europa. Lei consideri che in Europa sta ormai proliferando o l'Europa dei banchieri, dei potentati della moneta, delle banche quindi, o l'Europa della burocrazia tout court, della burocrazia che è fine a se stessa. Non possiamo avere un altro mostro burocratico in Europa che non ha vero potere. Per esempio, abbiamo un Parlamento europeo che non è legiferante ancora oggi. Parliamo anche di riduzione della spesa, tanto visto che siamo in Europa. Lei sa che il Parlamento europeo ha la sede a Strasburgo e a Bruxelles, e ogni volta che si riuniscono due sedi... Non ho mai capito i motivi di questa doppia sede, se non quelli di opportunità. Sì, per il potere. Costa milioni di euro nell'arco di una legislatura il trasferimento dei fascicoli. In sostanza, l'indipendenza è una cosa che cambierà la nostra vita e obbligherà sia l'Italia che l'Europa ad essere istituzioni in funzione dei cittadini, non burocrazie parassitarie, perché Grillo, finché opera in quel contesto là, non riuscirà a cambiare il meccanismo. Noi dobbiamo rendere uno Stato più piccolo, più efficiente, più facilmente controllabile, perché quando il braccio tra il cittadino e lo Stato è più corto, è più facile da controllare, è più facile anche... Grillo ha fatto leva sui cittadini proprio
per queste motivazioni, le considerazioni finali. Allora, la questione del quorum, la signora tocca un tema di grande rilevanza istituzionale. Ci vorrebbe mezz'ora solo l'opinione degli esperti che si sono avvicinati a noi, e cito due professori, il dottor Spattalino, che hanno condiviso il nostro progetto di indipendenza dal punto di vista scientifico, e cito il professor Vitale dell'Università di Milano e il professor Carlo Lottieri, che ormai stanno diventando di casa e famosi in Veneto tra chi segue l'azione di indipendenza veneta. Ritengono che, come avviene nelle democrazie più avanzate, il quorum sia un concetto superato. Noi però, per il nostro progetto, nel senso che se si mette in discussione un argomento e si fa un atto di democrazia diretta, cioè si chiede ai cittadini cosa vogliono rispetto a un certo tema, è evidente che chi sceglie di non partecipare al voto non gli interessa quello che viene scelto, quindi è giusto che quelli che votano ovviamente decidano per tutti, perché così è la democrazia, altrimenti saremmo bloccati, saremmo in una situazione di impasse. Quindi noi però, per il nostro percorso di indipendenza veneta, il referendum, e questo è quanto contenuto nella legge, nella proposta di legge che abbiamo portato in regione con una bella manifestazione con migliaia e migliaia di persone il 16 febbraio, nella nostra legge, che è di pochi articoli, estremamente semplice, prevediamo che per il quorum ci debba essere, per la validità di questo referendum, che noi auspichiamo la regione ci consenta di indire, perché se no altrimenti si violerebbe un passaggio democratico, ci sia, per la validità, ripeto, almeno la partecipazione del 50% ci sarà. più uno dei cittadini. Ne sono convinto, avvocato, ci sarà. Dei cittadini veneti che hanno diritto di voto, e che poi almeno il 50% più uno di quelli che hanno votato siano favorevoli al cosa. Quindi ha perfettamente ragione, mi piace che una signora abbia posto questo problema, vuol dire che ha delle teleascoltatori molto attenti e precisi. Sì, perché queste sono tematiche non di banale rilevanza. L'altra questione invece, un altro telespettatore, non mi sono scritto il nome, è quello che ha detto: ma è autonomia o indipendenza? Aldo, mi sembra, di Padova. Ecco, ma autonomia e indipendenza sono due cose molto diverse, perché vede, l'autonomia è una cosa che si chiede, e quindi io chiedo una cosa che mi può essere concessa, che se si vuole me la si concede. L'indipendenza è diversa, me la prendo con metodo democratico. Quante volte l'ho detto stasera? La quarta volta, ecco, o la quinta. Con metodo democratico, pacifico, lo strumento elettorale secondo le regole della legittimità internazionale. Ecco, questa è la forzatura, se vuole, ma è una forzatura di diritto, è una forzatura di democrazia, è una forzatura di legalità, perché se è vero che ci sono delle norme internazionali che, come dicono anche dei giuristi, basta prendere qualche testo di diritto internazionale, che sono immediatamente applicabili nell'ordinamento interno, perché hanno un'applicazione diretta in quanto norme sovracostituzionali, quindi più importanti, addirittura norme che appartengono ai principi generali del diritto, o sono norme di diritto naturale che non avrebbero neanche bisogno di essere scritti. Evidentemente in quei casi là la nostra azione non ha bisogno di giustificazioni ulteriori, ha bisogno solo del consenso libero, responsabile della gente. Quindi autonomia è una cosa che si chiede, indipendenza è una cosa che si prende, sono due cose diverse. I francesi dicevano che diciamo, l'autonomia è la concessione del principe, usavano l'espressione octroyer, vuol dire qualcosa, ottriato tradotto in italiano, vuol dire qualcosa che è concesso, ma oggi te lo concedo perché in piazza vi vedo tanti e temo che vi siano reazioni, domani siete pochi, vi tolgo anche quello che vi ho dato. Io non voglio questa autonomia, questo è il padrone che dispone di me, il cittadino è protagonista, e se ci sono delle norme internazionali che gli consentono di rivendicare, di appropriarsi, di esercitare un diritto che è quello all'autodeterminazione per ottenere l'indipendenza, se c'è la maggioranza questo diritto nessuno può impedire che venga esercitato, questo è pacifico. Questo io credo che uno Stato moderno, dove il cittadino, che sempre viene detto la sovranità appartiene al popolo, bene, questo è un momento in cui la sovranità può essere
data in esercizio pieno al popolo, può essere consentito meglio al popolo non di è che esercitare l'abbiamo già persa la sovranità popolare, non ce n'è. L'abbiamo data all'Europa, no? Penso io. L'Europa se l'è presa. Dovremmo riprendere. Ma lei se la ricorda, dottor Spatalino, la lettera di agosto 2011? Certo, non me la ricordo, faccio spesso riferimento a quella lettera. Dove gli si indicava che cosa doveva fare il governo, quando doveva farlo. Ci davano i compitini da svolgere. Sì, quando doveva farla e addirittura il modo in cui doveva essere fatta la cosa. Quindi voglio dire, non si può più ormai giocare con i bisogni della gente, soprattutto quando questi bisogni ormai contaminano quelli che sono i diritti fondamentali della persona. Perché quando io vedo, ho letto, lo cito, qualche caso disperato, le persone che vanno a rovistare nelle immondizie e persone magari anziane, io provo vergogna e provo dolore, provo tristezza, perché come cittadino che paga le tasse so che le mie tasse potrebbero rimanere in questo territorio, potrebbero impedire a quella persona di essere umiliata in quelle condizioni. Ma in che stato accettiamo di vivere? Io voglio uno stato dove la gente è serena e dove le tasse vengono investite per i cittadini, non mandate a comprare aerei militari per bombardare che cosa? A cosa servono gli F-35? 20 miliardi di euro, per che cosa? Abbiamo bisogno per gli intrallazzi, anche, non solo per quello, anche per gli intrallazzi e per le mazzette. Oppure altre storture, tant'è vero che abbiamo. Poi io vorrei una sanità immediata. Perché devo andare all'ospedale e c'è lei ha toccato un tasto, quello della sanità, che mi dà un bollino che non possiamo sviluppare, mi creda, dobbiamo chiudere. E poi la scuola, l'università, la ricerca, la sanità i giovani, gli anziani, ma anche le imprese. Abbiamo una guardate che non si può cambiare. L'indipendenza è la risorsa. Viva l'indipendenza veneta. Grazie, molto gentile, grazie ai suoi telespettatori. Dunque,